La raccolta inizia dal Piave. Sì, inizia dal Piave perché abbiamo trovato diversi rifiuti che sono proprio legati a chi passa, magari si ferma a fare picnic ma poi ci lascia qui tutti i rifiuti. Plastica e bottiglie di vetro e addirittura una bombola. Sono svariati i rifiuti raccolti da una trentina di volontari per la giornata di pulizia straordinaria del fiume Piave, promossa da Savno e dal comune di Ponte di Piave. Abbiamo anche trovato situazioni di pannoloni lasciati lì, abbandonati all'interno del fiumiciattolo della Negrigia che poi sfocia naturalmente qui sul fiume Piave. Credo che anche per i cittadini, non solo residenti, ma anche per chi viene da fuori, mi sento di dire che possono venire sul nostro territorio ma portarsi via i rifiuti, soprattutto per il rispetto che devono avere di un fiume sacro alla patria. Assieme ai volontari un centinaio di alunni dell'Istituto Comprensivo. I rifiuti possono essere pericolosi, quindi bisogna avere i guanti e le mani protette. Si cerca di dare un segnale sull'importanza della tutela dell'ambiente per la salvaguardia proprio del nostro ecosistema. La raccolta non si è limitata solo al Piave. Questa è la fase della pulizia del Crefosso, appunto nella rete idraulica secondaria all'interno di Ponte di Piave, di grossa criticità perché naturalmente nel momento in cui vengono impostati questi rifiuti anche da cittadini pontepiavensi o da chi transita in questa zona, sicuramente va a bloccare il deflusso delle acque. Ed è un grosso problema perché se voi vedete tutti questi rifiuti all'interno del fosso, nel momento in cui arriva un'ondata, una bomba d'acqua, l'acqua non ce l'abbiamo solo sul Piave, ce l'abbiamo in tutto il centro del paese. Ai bambini si sono impartite varie attività ludiche, anche insegnando a pescare. Ciclo dell'acqua, chimica dell'acqua, micro e macrobiologia e infine abbiamo fatto anche un piccolo gioco della pesca appunto per far sì che i bambini possano avere il rispetto, capire cosa vuol dire l'ambiente, avere rispetto per l'ambiente.